Eder. Mech. Pallister. Liliana Resinovic, 4 anni dopo, Trieste prepara il sit-in dell'11 dicembre per chiedere dignità e verità. Tra pochi giorni, l'11 dicembre 2025, davanti al Tribunale di Trieste, tornerà a farsi sentire il nome di Liliana Resinovic. L'iniziativa si chiama Dignità e Verità per Liliana ed è un presidio pacifico convocato alle 9 del mattino da familiari, amici e cittadini a ridosso del 4º anniversario della sua scomparsa, del 14 dicembre 2021. Sono dunque trascorsi 4 anni da quel mattino in cui Liliana è uscita di casa senza più rientrare e quasi 3 anni e mezzo dal ritrovamento del suo corpo, il 5 gennaio 2022, nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Il sit-in arriva in un momento in cui il caso è ancora apertissimo e continua a dividere magistrati, consulenti, media e opinione pubblica. Nella nota che accompagna il sit-in, gli organizzatori parlano di un'iniziativa pacifica e civile per ricordare una donna che, secondo loro, è vittima di un omicidio e non di un gesto volontario. Il messaggio è duro, il dolore resta vivo, le domande continuano a non avere risposta e la giustizia in ritardo viene percepita come qualcosa che penalizza le vittime e finisce per agevolare i carnefici. Non è solo un momento simbolico di memoria, ma anche un modo per dire che in 4 anni non si è ancora arrivati a una versione chiara e convincente su ciò che è accaduto. Per capire il peso di questo sit-in bisogna tornare a quel dicembre 2021. Liliana, 63 anni, esce di casa la mattina del 14 dicembre e scompare nel nulla. Il suo corpo viene trovato 21 giorni dopo, il 5 gennaio, in un'area verde collegata all'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni in posizione fetale, dentro 2 sacchi neri da spazzatura e con la testa avvolta in sacchetti di plastica serrati da un cordino. Una scena che molti, fin dall'inizio, faticano a conciliare con l'idea di un suicidio, ma che non impedisce agli inquirenti di imboccare subito quella strada. La prima autopsia parla di morte per scompenso cardiaco, con l'ipotesi che Liliana possa essersi stretta da sola il cordino dopo aver infilato la testa nei sacchetti. Sullo stesso cordino vengono trovate sia tracce del suo DNA, sia una traccia maschile debole e non attribuita. In una prima fase questo dato viene quasi assorbito dentro la narrazione del gesto volontario, come un elemento ambiguo ma non decisivo. Col passare del tempo, però, proprio quella traccia sconosciuta diventerà uno dei tanti tasselli riletti in chiave opposta, come possibile appiglio per sostenere la presenza di una mano esterna. Uno dei momenti più incredibili dell'intera vicenda esplode quando, a distanza di anni, una trasmissione televisiva manda in onda un video inedito del ritrovamento del cadavere. Nelle immagini si vedono operatori senza tute integrali, senza calzari e senza cuffie che si avvicinano al corpo. Lo spostano più volte, cercano il famoso ciuffo biondo e un orologio rosa per identificare il cadavere, tagliano il cordino che chiude i sacchetti. Esperti di medicina legale e legali della famiglia parlano apertamente di protocolli saltati, scena inquinata, rischi enormi di contaminazione delle prove. Il fratello Sergio commenta amaramente che è stato fatto tutto male e quel video diventa uno dei colpi di scena mediatici più pesanti del caso. Sul piano giudiziario, la svolta arriva nel 2023. Il giudice per le indagini preliminari, Luigi Dainotti, respinge la richiesta di archiviazione della procura, che si muoveva ancora dentro lo schema del suicidio, e riapre il caso, riqualificando l'ipotesi di reato da sequestro di persona a omicidio. In un'ordinanza corposa il magistrato elenca una lunga serie di punti da approfondire, chiede una nuova consulenza medico-legale e impone di fatto un cambio di sguardo sulla vicenda. Da quel momento il caso Resinovic entra in una nuova fase, con interrogativi ancora più pressanti su tempi, modalità e luogo reale della morte. Nel gennaio 2024 viene disposta la riesumazione del corpo di Liliana, sepolto al cimitero di Sant'Anna, per una nuova autopsia, affidata a un pool guidato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, professionista che ha seguito alcuni tra i casi più complessi degli ultimi anni. La seconda autopsia individua lesioni che non erano state adeguatamente considerate nella prima, tra cui una frattura della lamina della seconda vertebra toracica e altri segni sul corpo, alimentando dubbi sempre maggiori sulla compatibilità con un suicidio. Nel 2025 arriva un altro passaggio chiave.
La superperizia firmata dal team di Cristina Cattaneo, un documento imponente che porta la Procura di Trieste a parlare apertamente di necessità di una profonda rivalutazione del caso. In sintesi, la nuova consulenza esclude l'ipotesi del gesto volontario e indica una morte violenta, con un meccanismo di soffocamento attribuibile a un intervento di terzi. Alcune letture giornalistiche sottolineano la presenza di colpi sul volto e sulla mano destra, elementi compatibili con una fase aggressiva precedente al decesso e quindi con uno scenario di omicidio. Da qui discende quasi inevitabilmente l'iscrizione nel registro degli indagati del marito, Sebastiano Visintin, per omicidio volontario. Il passaggio avviene nella primavera 2025 e viene definito un atto dovuto, visto che la perizia spazza via in modo netto la tesi del suicidio. Visintin, unico indagato, ha sempre respinto ogni accusa, ha parlato pubblicamente del proprio dolore, del dramma personale e mediatico che sta vivendo ormai da anni e ha ribadito di non avere nulla a che fare con la morte di Liliana. Parallelamente, le indagini tecniche si arricchiscono di nuovi elementi. In incidente probatorio viene conferito un incarico a un collegio di periti per analizzare reperti già sequestrati. Gli abiti di Liliana, quelli di Sebastiano Visintin, alcuni coltelli trovati in casa, un bracciale nero e celeste che ha attirato l'attenzione degli inquirenti. Nello stesso periodo emerge un dettaglio destinato a far discutere. La scheda della GoPro di Visintin, che conteneva riprese del 14 dicembre 2021, risulta formattata nel giugno 2023, proprio nelle stesse ore in cui il giudice riapriva ufficialmente il caso. Una coincidenza temporale considerata molto delicata, che alimenta nuovi sospetti sulla gestione di quel materiale. Non mancano altri colpi di scena che contribuiscono a rendere il quadro ancora più complesso. Le analisi sul cordino, per esempio, escludono che il DNA maschile individuato appartenga al marito, all'amico speciale Claudio Sterpin o al vicino di casa, lasciando aperta la domanda su chi possa aver toccato quel reperto in un momento cruciale. Poi arriva la rivelazione di un tecnico di obitorio che, a distanza di tempo, si fa avanti e ipotizza di essere stato proprio lui, in modo accidentale, a provocare la frattura della vertebra durante le manovre sul cadavere prima dell'autopsia, ridimensionando almeno in parte il peso di quel singolo segno come prova di una colluttazione. Anche questo passaggio mostra quanto in 4 anni il quadro si sia spostato più volte tra certezze apparenti e ripensamenti. Sul fondo, intanto, si è sviluppato un vero confronto pubblico tra i protagonisti della storia. Le dichiarazioni dell'amico speciale Claudio Sterpin, convinto che Liliana volesse ufficializzare la loro relazione e lasciare il marito, si sono spesso scontrate con la versione di Visintin, che in numerose interviste televisive ha difeso il proprio ruolo di marito, ha rivendicato la normalità della vita di coppia e ha contestato le letture accusatorie. Le piazze mediatiche, dai programmi di approfondimento serale alle trasmissioni pomeridiane, hanno amplificato ogni contrasto, trasformando il giallo in una sorta di processo parallelo nell'opinione pubblica. In questo contesto, il sit-in dell'11 dicembre davanti al Tribunale di Trieste assume un valore che va oltre la semplice commemorazione. Dopo 4 anni dalla scomparsa e quasi 3 anni e mezzo dal ritrovamento del corpo, chi voleva bene a Liliana non accetta l'idea di archiviare la vicenda come un ennesimo mistero irrisolto. La richiesta è chiara: che le perizie, le nuove analisi sui reperti, le verifiche sui supporti elettronici e tutte le piste aperte portino finalmente a una ricostruzione credibile, a un eventuale processo e a responsabilità definite o a esclusioni altrettanto solide. Per chi passerà in quei minuti davanti al Palazzo di Giustizia troverà volti, cartelli, foto e probabilmente striscioni con la scritta «Dignità e verità per Liliana». Dietro quelle parole ci sono 4 anni di attese, colpi di scena, errori investigativi, scontri tra consulenze e svolte giudiziarie, ma soprattutto c'è l'idea che una donna non possa scomparire e morire in circostanze così controverse senza che lo Stato arrivi a una risposta. Il presidio dell'11 dicembre vuole ricordare a tutti, magistrati compresi, che il tempo che passa non cancella le domande, anzi le rende ancora più urgenti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.